Il 2 aprile ricorre la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Oggi più che mai le famiglie vogliono che si puntino i riflettori sulle necessità e le difficoltà che vivono sotto la paura e le costrizioni a casa imposte dalla pandemia. Nasce così l'idea di mobilitare gli utenti dei social attraverso un'iniziativa virtuale che rappresenti l'abbraccio sincero rivolto alle famiglie speciali e ai loro figli. L'idea è il frutto della collaborazione tra l'associazione Vita Autismo Onlus, l'ASP tramite il distretto di Agrigento, l'Ufficio dei Disabili Gravissimi, il Servizio di Sociologia, Educazione alla Salute, le scuole, l'Associazione Panica Musica, il Centro Antiviolenza e Antistalking, Telefono Aiuto di Agrigento, i club service, musicisti, attori, artisti e giornalisti. Si tratterà di realizzare un breve videomessaggio di solidarietà che dovrà terminare con l'hashtag Insieme per l'autismo, dovrà essere pubblicato sui propri profili e condiviso al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica. Il 2 aprile è questa giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Il coronavirus ci costringe a stare bloccati in casa e tutto quello che di solito le associazioni fanno per mettere in moto questa macchina che oggi si è messa in moto alla RAI, a quanto pare, ne hanno già parlato, siamo costretti a rimanere, a crearci qualcosa da casa. E allora, un po' contattandoci tra di noi associazioni, è venuta fuori l'idea di fare qualcosa di virtuale, un po' come si è fatto l'altro giorno per la giornata di Dante, e quindi mobilitare un po' il popolo di Facebook e quello di Instagram principalmente, promuovendo questa iniziativa. L'iniziativa in cosa consiste? Che ciascuno di noi, di chi se la sente di fare, deve pubblicare sul suo profilo Facebook un breve videomessaggio in cui dice di aderire come giornalista, come musicista, come attore, quindi proprio abbiamo fatto tutte le categorie per dire ci sono tutti. In pratica quindi fanno questo breve videomessaggio in cui dicono di essere vicini alle famiglie che hanno questa patologia, soprattutto adesso perché noi famiglie abbiamo tante difficoltà a tenere i nostri figli dentro casa. E qui non se ne sta parlando di niente, ci sono 1000 DPCM e non c'è mai un trasiletto che dica. Molti sindaci si sono mobilitati, hanno fatto ordinanze in cui concedono per esempio i brevi uscite in macchina a questi ragazzi, hanno routine stravolte, quindi per noi è difficile. Ma lasciamo stare questo, in verità l'iniziativa non vuole proprio aprire polemiche, ma vuole essere un momento per dire il mondo dello sport, della televisione, del giornalismo c'è ed è sempre presente accanto alle famiglie. Il video deve terminare con un hashtag, sai il simbolo quello del cancelletto, con la scrittina Insieme per l'autismo, che sarà l'elemento che unirà tutti questi video che verranno promossi in tutte le varie bacheche. L'iniziativa qui, oltre che da me, è supportata, infatti in questo video che io pubblicherò domani, che è un video promozionale, è supportata da ASP con il servizio di sociologia con Giorgio Patti, poi con l'unità operativa educazione alla salute del dottor Alaimo, perché con loro avevamo deciso di fare questo progetto. Poi dietro ci sono ancora l'associazione il Telefono Aiuto e Panica Musica.